Numeri da record per la 7ª edizione della Padova Water Marathon, che si avvicina con un boom di iscrizioni che segna un più 50% rispetto allo scorso anno. L'evento, in programma domenica 3 maggio, conferma la sua crescita attirando partecipanti da tutta Europa e anche dal continente americano. Circa il 20% degli iscritti arriva infatti dall'estero, con presenze da paesi come Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Slovenia e Albania. Organizzata dalla Canottieri Padova con il supporto di istituzioni e numerosi partner, la manifestazione si consolida come appuntamento di rilievo sportivo e turistico, capace di unire sport e valorizzazione del territorio. È stata veramente una scommessa vinta, perché siamo partiti 6 anni fa con questo progetto di vedere Padova da un'altra visuale, che è quella dei nostri corsi d'acqua. Posso anticipare che all'edizione del 3 maggio abbiamo raddoppiato gli iscritti rispetto all'anno scorso, questo per far capire l'appeal che ha anche il fatto di poter andare per acqua. Il programma si svilupperà su 2 giornate: sabato 2 maggio spazio alle prove di canoa e agli accrediti, mentre la domenica si terranno le gare, dalla competizione agonistica alle prove amatoriali e alla staffetta tradizionale. Tra le novità di quest'anno il debutto del Bike Tour. Abbiamo aggiunto una cosa nuova quest'anno, perché ci piace sempre cercare di dare più possibilità a tutte le persone che partecipano, perché per gli accompagnatori, per chi lo vorrà, ci sarà anche la possibilità di seguire la corsa delle canoe, che forse non si dice corsa, ma insomma comunque la gara delle canoe, seguendoli in bicicletta, quindi attraversando tutti gli argini che costeggiano il nostro fiume. Abbiamo chiesto la collaborazione del Comitato Mura, quindi faremo anche delle visite culturali. Credo che sia anche questa una bellissima festa.